risultato finale di Accademia Trapani e Castellammare di 2-4. Siamo qui con mister Cardinale, che salutiamo subito e partiamo dalla prima domanda. Mister, motivazione, dedizione e costanza, queste sono le peculiarità che hanno fatto vincere la sua squadra oggi. Sì, diciamo che oggi i ragazzi hanno ritrovato lo smalto giusto che mancava da tempo e si sono compattati e hanno fatto la partita che dovevano fare. Poi magari abbiamo trovato un'accademia un po' più rilassata, visto che ormai diciamo che ha raggiunto l'obiettivo, e devo dire che questo ci ha agevolato. Poi anche eravamo andati sotto di un gol, però abbiamo reagito bene, abbiamo trovato subito il pareggio e questo poi ci ha messo, diciamo, la partita, diciamo, nella giusta, si è incanalata bene la partita. Niente, diciamo che abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo recuperato quasi tutti, quindi questo, diciamo, era quello che ci mancava. Non c'è ancora la matematica, ma la salvezza è veramente molto vicina. Sì, diciamo che lo scoglio grosso, diciamo, da superare era la partita di oggi, così è stato, quindi diciamo che hai detto bene, non c'è la matematica, ma è quasi fatta. Adesso invece parliamo un po' del singolo, perché Malik Ba ha fatto 2 gol, poi negli ultimi 15 minuti l'abbiamo visto praticamente a centrocampo. Insomma, quanto è bello avere un giocatore così duttile e anche intelligente, perché capendo il momento di difficoltà, capendo anche il risultato sopra i 3 gol, ha dato anche una mano dietro. Sì, sì, vabbè, sono contento per lui che ha fatto i 2 gol e poi era una partita dove tutti dovevano fare qualcosa in più. L'hanno fatta e quindi era importante questo, era importante vincere oggi. Adesso invece un punto su Musso, perché è sembrato uscire per un problema muscolare. Sì, sì, ha avuto un problema muscolare, però non sappiamo l'entità dell'infortunio e quindi se ne parlerà lunedì, domani, per fare gli accertamenti. Adesso invece si tornerà in casa davanti al proprio pubblico per la sfida contro la Folgore Calcio Castelvetrano, un match importantissimo per cercare di avere questa matematica effettiva. Che gara sarà? Sì, diciamo che a noi ci mancava un risultato positivo che cioè, da troppo tempo, diciamo, eravamo in un tunnel un po' buio e sono sicuro che adesso ci siamo scrollati un pochettino queste problematiche, queste paure, e quindi la squadra in automatico farà la partita che deve fare. Mentalmente adesso la squadra sarà molto più leggera e se è una squadra giovane avvertiva questo momento negativo. Quindi credo che le ultime partite le faremo alla grande tutte.